Ciao ragazzi napoletani, sono qui con una notizia che farà sicuramente battere forte i nostri cuori azzurri. Il Napoli, campione in carica ma un po' in affanno in questa stagione, sembra pronto a piazzare un colpo importante sul mercato. Ma prima sono qui con un aggiornamento che ha scosso il nostro cuore partenopeo. Una notizia bomba riguardante Gaetano ha messo tutti noi in fibrillazione. Ma cos'è successo di così clamoroso? Scopriamolo insieme. Il protagonista di questa vicenda è niente meno che Gianluca Gaetano, e sembra che le sue sorti nel mondo calcistico stiano prendendo una piega inattesa. L'agente di Gaetano, Mario Giuffredi, ha fatto dichiarazioni esplosive a Radio Kiss Kiss Napoli. Giuffredi non si è tirato indietro e ha toccato un nervo scoperto, affermando che il giovane talento deve giocare di più per esprimere appieno le sue qualità. Le parole di Giuffredi sono state nette: deve giocare di più, fino a questo momento non ha avuto molto minutaggio. Deve esprimere le sue qualità e se non sarà a Napoli allora valuteremo altre opportunità. Per me è un fuoriclasse. Un'affermazione carica di significato e di implicazioni sul futuro di Gaetano con la maglia azzurra. È chiaro che la gente sta ponendo una sfida aperta alla società napoletana: dare più spazio a Gaetano o considerare alternative. Questa dichiarazione ha fatto scalpore tra i tifosi, che si dividono tra la preoccupazione per il possibile addio di Gaetano e la speranza di vederlo brillare sul terreno di gioco. Insomma, cari amici, sembra che il futuro di Gaetano sia avvolto da un'aura di incertezza. Sarà in grado di conquistarsi un posto di rilievo nel nostro amato Napoli, o stiamo per dire addio a un talento promettente? Solo il tempo ci darà le risposte, ma nel frattempo, noi tifosi restiamo in trepidante attesa, sperando che questa situazione si risolva nel migliore dei modi per il bene del nostro club e del giovane Gaetano. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda e su tutte le altre notizie che riguardano il nostro Napoli. E infine la grande novità: il colpo di mercato del Napoli. Chi è il protagonista di questa potenziale svolta per la nostra squadra? Niente meno che difensore uruguaiano nel mirino del Napoli. Che aria di novità! Il nostro amato Napoli, attualmente in lotta ma distante dalla vetta, sembra intenzionato a rafforzare la difesa nella prossima finestra di mercato. E chi è il prescelto? Sebastián Cáceres, difensore dell'América, Messico e della nazionale uruguaiana. Il portale Europa Calcio ci rivela che il Napoli ha già fatto un passo importante, avanzando una proposta di circa 5 milioni di euro per assicurarsi il giocatore. Un investimento che potrebbe essere la chiave per colmare le lacune difensive che abbiamo notato in questa stagione. Sebastián Cáceres, attualmente 24enne, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con il Liverpool Montevideo nel 2017, ma è stato con l'América che ha davvero fatto breccia nel cuore dei tifosi e degli addetti ai lavori. La sua esperienza in Messico è alla quinta stagione, e durante questo periodo è diventato una figura chiave nella rosa della nazionale uruguaiana. Lasciate che vi dica, cari amici, questo difensore ha una storia affascinante. Dopo essere stato rivelato al Liverpool Montevideo, ha fatto il grande salto in Messico, dove ha guadagnato importanza e ha attirato l'attenzione del nostro amato Napoli. E non è solo un difensore solido, è stato l'amuleto di Marcelo Bielsa nella nazionale uruguaiana. Che orgoglio sapere che il nostro club sta cercando talenti di questo calibro. E sapete cosa è ancora più incredibile? Nell'ultimo scontro contro l'Argentina nelle qualificazioni, Cáceres ha dimostrato di essere un vero leader difensivo, neutralizzando niente meno che Lionel Messi. Sì, avete sentito bene, ha affrontato Messi con un'imprescindibile sicurezza e ci ha fatto capire che è pronto per nuove sfide e per portare la sua esperienza e abilità al nostro Napoli. Ragazzi, teniamo d'occhio questa trattativa perché potrebbe essere il colpo che ci serve per risollevare la stagione. Sebastián Cáceres, un difensore di caratura internazionale, potrebbe presto vestire la maglia azzurra. Facciamo sentire il nostro sostegno e l'entusiasmo per questa possibile aggiunta al nostro glorioso Napoli. Forza Napoli sempre!